Lo operiamo d'urgenza. Oh mamma, perché ci sono complicazioni? Sentite, sarà un'operazione complicata e per niente breve. Per cui io vi consiglio di tornare a casa, riposarvi e quando avrò finito vi chiamo. Lorenzo, ma guardaci in faccia tutte e tre. Secondo te se noi andiamo a casa riposiamo? Tanto vale che stiamo qua, no? Ormai Sara è una nostra parente. Giusto. Scusa Lorenzo, posso parlarti? No, scusa, adesso. È importante. Beh, dimmi. Preferirei farlo fuori. Scusate. Ho sentito che farei tu ad operare Sara. Sentite in che senso? Diciamo che mi sono trovato a passare davanti alla stanza mentre tu e Oscar mi parlavate. E qual è il punto? Io conosco il tuo problema. So delle tue crisi di panico. Sara mi ha detto tutto. Per cui tu vorresti che io mi facessi da parte perché non sono capace a operarla? Cosa ne sai di medicina o di chirurgia? Niente. Però so anche che non ho perduto molto tempo. E che potresti perdere il controllo in ogni momento. Stefano, se tu vuoi veramente bene a Sara, fatti da parte. Senti, questa non è una scaramuccia tra due rivali in amore, va bene? L'amiamo entrambi. Ed entrambi vogliamo che viva. Ah, tu pensi che io non lo voglia? Io lo faccio solo per il suo bene, Lorenzo. Sara ha bisogno di me. E solo io posso salvarla. Io non te lo ripeto un'altra volta, Stefano. Fatti da parte. Lorenzo! Lorenzo, che ti ha detto Stefano? Niente. Non mi ha detto niente. Adesso scusatemi, devo andare in sala operatoria che mi aspetta.